Terremoto. A Roma le regioni si sono riunite per stabilire il piano d'azione per aiutare le zone colpite dal sisma dello scorso 24 agosto in centro Italia. Dal Veneto è arrivata questa proposta. Abbiamo proposto di assegnare, qualora anche altre regioni siano d'accordo come noi, di assegnare una parte del territorio a una regione e quella regione si occupa di seguire la popolazione in tutta quella che è la fase di assistenza delle persone, quindi per quanto riguarda non solo l'assistenza ai bisogni primari, quindi i pasti piuttosto che i posti letto eccetera, ma anche i sopralluoghi nelle case con i tecnici. Ricordo che la Regione ha delle convenzioni con gli ordini professionali, piuttosto che il supporto psicologico. La proposta concreta servirà a dare una mano alle migliaia di persone che in questo momento sono sfollate. Per il futuro però è necessario uno sforzo ulteriore che guardi anche in casa nostra, perché i veneti non debbano mai provare sulla propria pelle questo dolore. Altrettanta concretezza serve dunque nel predisporre e mettere in campo tutte quelle misure di prevenzione necessarie a mettere a norma gli edifici e le case, tra le urgenze dell'agenda politica da assegnare quindi un piano antisismico del Veneto.